Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Marco Gnaccolini e sono il drammaturgo di Malacarne, la ballata dell'amore e del potere, nuovo spettacolo di maschera e di commedia dell'arte di Brat Teatro. Da dove nasce la nostra drammaturgia? La nostra drammaturgia prende spunto da un testo recentemente scoperto che si intitola I Travagli d'amore, scritto nel Seicento dal notaio di Latisana Gattinon. In questo testo compare come personaggio secondario un servo furbo di nome Malacarne, al soldo dell'avido mercante veneziano Pantalone. Particolarità di questo servo è quella di esprimersi in una lingua mai sentita prima nelle scene teatrali, e cioè la lingua friulana. Con il nostro lavoro abbiamo voluto raccontare quindi l'origine di questo personaggio Malacarne, da quando, come semplice contadino delle terre del Friuli, diventa un servo al soldo di Pantalone. Per farlo abbiamo ambientato la nostra storia nel 1420 e precisamente nel momento della caduta del patriarcato di Aquileia, momento in cui Venezia conquista i territori friulani. La nostra storia non è solo la storia dell'origine del personaggio di Malacarne, ma come cita il sottotitolo del nostro lavoro, è anche la storia dell'amore e del potere. Abbiamo voluto quindi raccontare anche lo scontro tra la forza più disgregante che c'è al mondo, e cioè quella del potere, con la forza invece che più unisce, e cioè quella dell'amore. Avremo quindi come personaggi rappresentanti delle forze del potere, l'avido mercante Pantalone, per esempio, o il capitano Sorestan, un mercenario al soldo della Repubblica di Venezia, mandato in giro per il mondo a conquistare terre e popoli, e avremo però anche espressione delle forze contrastanti a questa forza del potere, come per esempio la storia di due giovani innamorati, Bora e Tergesteo. Per creare la nostra trama abbiamo attinto alle leggende popolari, non solo del Friuli, ma anche le leggende di tutti quei popoli che tuttora, nel nostro mondo contemporaneo, soffrono la perdita del proprio territorio. Un esempio fra tutti è il popolo curdo. Abbiamo perciò unito delle antiche leggende di miti fondativi, come per esempio quella che racconta la nascita della città di Trieste, con le storie di questi popoli soggiogati tuttora alla mancanza di un proprio territorio, di una propria patria. Il nostro lavoro di scrittura quindi non è solo un lavoro frutto di pura inventiva, ma è un lavoro che collabora con la ricerca storica teatrale e si intreccia con le leggende popolari. Per comporre la drammaturgia non abbiamo seguito il canonico modo o l'unico modo di composizione del testo, cioè la scrittura precedente al lavoro, ma una volta avuto una scrittura del testo su carta, l'abbiamo lavorato insieme agli attori e l'abbiamo trasformato in un nuovo testo con nuove sonorità nate dalla traduzione delle battute che io precedentemente avevo scritto per ogni personaggio in italiano nell'idioma, nella lingua che potremmo chiamare la lingua dei sogni o delle radici di ognuno dei nostri attori e attrici coinvolte nel progetto. È nato così un testo nuovo, composto da 9 parole, che richiamano a un mondo primitivo che risiede tuttora in ognuno di noi. La nostra drammaturgia quindi è l'espressione non solo dell'ideazione a monte della composizione di una trama, ma è anche il frutto di un lavoro corale, di un lavoro di squadra, nato dall'incontro fra un drammaturgo, un regista e un team di attori e attrici.